siete arrabbiati, no? Perché credo che uno degli aspetti più belli del Natale sia quello di comunicarci un sorriso. È stato scritto da qualcuno che in una lista di regali di Natale la prima parola era comprate i regali, no? In una lista del Natale, comprate i regali. E uno ha messo a fianco invece siate dei regali, che è diverso. E la seconda era avvolgete i regali con della carta colorata. Un altro ha corretto e ha scritto avvolgete qualcuno con un abbraccio. E la terza, no, nella lista era dare i regali. Un altro ha corretto e ha scritto dare pace. E questo sono cose che possiamo fare tutti. Sono cose, potete avanzare in fondo e qui trovate spazio, perché se no decisamente si resta in piedi. E allora, ecco, noi ci prepariamo a questa liturgia di festa, che è la liturgia del Natale, con un momento di preghiera, ma anche di riflessione e di gioia, perché poi l'Eucaristia diventi un momento importante e vedrete che tutta la liturgia, ma un po' vedrete anche il presepio simbolico, perché c'è la tradizione qui davanti di un presepio fatto a mano da un artista che è morto l'anno scorso, ma è l'ultima opera che ha fatto questo artista di Nove, che ci ricorda la tradizione popolare, il presepio tradizionale. E poi invece ci sarà il presepio simbolico importante, che quest'anno è legato tutto intorno alla storia dei bambini. E il tema del Natale di quest'anno è proprio un bambino di nome Gesù. E è importante, domani io vi invito poi a leggere quello che sta scritto sotto il presepio, perché è quello che dà senso al presepio. Ed è importante perché è un'invocazione che faremo ai bambini. Fate presto, bambini, a inventare un UNICEF per gli adulti. E domani mattina, soprattutto nella messa delle 10, per i bambini leggerò un breve racconto, che è importante, perché noi abbiamo bisogno dei bambini, abbiamo bisogno del loro volto, abbiamo bisogno dei loro sogni, abbiamo bisogno dei loro colori, abbiamo bisogno del loro calore, abbiamo bisogno della loro festa, abbiamo bisogno della loro pace. E noi ci impegniamo una volta in un anno ad essere fedeli ai bambini. Ed è una cosa straordinaria, a sentire come i bambini
ci ricordano, e tutti i bambini, poi vedrete nell'offertorio, mi dispiace per quelli che sono dietro che non lo vedranno, i pannelli che porteremo sono delle immagini che sono state colte in giro per il mondo, ecco, sono quasi tutte tratte da riviste missionarie e quindi sono racconti di vita. Li porteremo all'offertorio. E qui adesso ci alziamo in piedi. E iniziamo questa introduzione all'Eucarestia e vi leggo una poesia di un vescovo straordinario che è Don Pedro Casaldàliga dell'America Latina, un grande vescovo che conosce l'odore delle pecore, ma soprattutto conosce le fatiche, le contraddizioni, la storia di un popolo costantemente in cammino per la sua liberazione. E lui, parlando del Natale, dice: non possiamo dormire la notte santa, non possiamo dormire. È così che prega il cantico di Natale. La liturgia prega così: ci è nato un figlio, ci fu dato un bambino per aiutarlo a crescere fino alla pienezza della maturità. Un piccolo che viene dalle profondità del mistero, perché sappiamo accogliere tutte le creature, perché sappiamo che tutti apparteniamo alla grande famiglia amata da Dio. È Natale, è un nuovo tempo. Arriva bambino in una impotenza, come gli Ailan del regno, perché la nostra scelta continui a favore dei poveri della terra. La Chiesa dovrebbe rinnovare a Natale senza compromessi l'impegno di vivere l'incarnazione del Verbo giorno per giorno. È Natale, è un tempo nuovo. Non possiamo dormire la notte santa. Dobbiamo svegliarci per accogliere i poveri della terra, i piccoli del regno. Dobbiamo vivere ogni giorno la notte santa del regno. Avete sentito il ricordo di Aylan Kurdi durante questa poesia, questo bambino che scappava, che era nato a Kobane nel nord della Siria e scappava da una guerra che ha ridotto in polvere la sua città e ucciso migliaia di suoi compagni di giochi. E secondo i media turchi è questo il nome del bambino morto, annegato nel tentativo di raggiungere l'Europa. E ricordo in questo momento, saluto anche la messa viene ripresa e poi viene rimbalzata dentro YouTube domani, e allora, andando a salutare i nostri ammalati, gli anziani, ieri, in questi giorni, dicevo loro, i nipoti possono
possono portare il computer, ed è un bel dialogo tra nipoti e nonni, e aprendo il computer possono farvi ascoltare la messa che faremo la vigilia di Natale, la notte di Natale. Questo mi pare importante. E allora, ecco, in modo particolare, all'inizio di questa nostra preghiera, io saluto i nostri ammalati, le persone che fanno fatica, quelle che sentono il peso profondo, drammatico tante volte della solitudine, quelle che hanno il cuore lacerato, coloro che tante volte sentono, magari hanno la percezione, anche se non è vero, ma hanno la percezione di essere un po' abbandonati. Vogliamo dire loro questa sera che sono qui in mezzo a noi e che i loro volti si sono segnati dalle rughe, dal tempo, dagli anni, ma il loro cuore è ancora un cuore che pulsa, che ama, e per noi sono dei doni, perché sono la grande memoria di questa nostra comunità, sono la grande memoria di ognuno di noi. E allora li portiamo qui su questo altare e con loro noi pregheremo questa sera. Ecco, mentre ascolteremo il canto introduttivo dell'Eucaristia, ecco, quelli che sono in fondo in piedi possono avvicinarsi e magari qualche sedia si può mettere anche qui basso, se ce ne sono ancora sedie, e in modo da non restare in piedi durante tutta la liturgia. Alza i tuoi occhi a Lui, presto
Preghiamo insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace e l'amore di Dio, che si è fatto uno di noi, sia con tutti voi. Primo momento di questo nostro incontrarci è il perdono. Perdono. È una parola difficile, ma soprattutto difficile da coniugare, perché coniugare il perdono vuol dire tradurlo nella vita di ogni giorno, vuol dire portarlo dentro i percorsi, le strade degli uomini e dei popoli di oggi. Perdono vuol dire rivisitare i luoghi di violenza, di guerra, di conflitto, attraverso una logica diversa, attraverso gli occhi dei bambini, attraverso il loro diritto di vivere e di crescere. Perdono vuol dire risentire la parola, la città Aleppo, come la città che questa notte io spero risuoni in tutte le chiese, come la bancarotta dell'umanità, dove scientificamente è stata distrutta quartiere per quartiere, quasi casa per casa, con migliaia di bambini disperati e dispersi, bambini quelli che sono nati per 5 anni, sono nati 5 anni fa, per 5 anni hanno visto soltanto polvere, odore acre di morte, il buio dell'esistenza. Quelli dei 5 e 10 anni hanno vissuto la loro infanzia dentro il terrore, spesso dentro l'ansia della fuga. Gli adolescenti dei 10 e 15 anni non hanno vissuto le relazioni normali, gli affetti che germogliano a quell'età, ma hanno vissuto soltanto rabbia, dolore, disperazione. E dai 15 anni in su hanno maturato soltanto sentimenti di vendetta, di rabbia, di odio. Ecco, perdono vuol dire coniugare invece secondo logiche diverse, di riconciliazione, di giustizia, di condivisione, di accoglienza. Perdono è perdono. È moltiplicare la logica del dono, della condivisione, della solidarietà. Ed è per questo che noi vogliamo viverlo e impegnarci a viverlo. Signore Gesù, annunciato ai pastori come Salvatore, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che con la tua nascita sei entrato nella nostra storia, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore Gesù, che ti sei fatto nostro fratello, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Insieme. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Possiamo sederci. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, gloria a Dio nell'alto
Preghiamo. Signore Dio Onnipotente, che ci avvolgi della nuova luce del tuo Verbo fatto uomo, fa che risplenda nelle nostre opere il mistero della fede che rifulge nel nostro spirito, per Cristo nostro Signore. Ci mettiamo in ascolto della parola di Dio. Dal libro del profeta Isaia. Ecco ciò che il Signore fa sentire all'estremità della terra. Dite alla figlia di Sion: ecco, arriva il tuo Salvatore. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Li chiameranno popolo santo, redenti del Signore. E tu sarai chiamata ricercata, città non abbandonata. Parola di Dio. Vieni, bambino.
una città qualunque, c'è chi adesso torna a casa e chi aspetta in una chiesa, c'è qualcuno che usa ancora la violenza e chi cerca, ormai deluso, una speranza. Ma tu vieni e prova ancora a cambiare questa rotta, nasci qui, bambino, in questa grotta, come brezza leggera che accarezza l'anima. Vieni indifeso in questa piccola città, tra la povera gente, e anche tu non hai niente, ma il tuo amore arriverà come brezza leggera che accarezza l'anima. Vieni bambino in questa piccola città, tra la povera gente, e anche tu non hai niente, ma il tuo amore resterà per sempre. E il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono senza indugio
e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. È parola del Signore. Lode a te, Cristo. Concludo con questa riflessione, il cammino che abbiamo fatto anche durante questo tempo di Avvento, che è stato ripreso e poi rilanciato dentro YouTube, e lo vorrei concludere con 3 messaggi importanti, perché vedete è facile superficializzare la festa che stiamo vivendo, e non parlo della solita commercializzazione, ma parlo anche di una religiosità di consumo, una religiosità formale, no? Che tante volte ci prende anche inconsciamente, la viviamo quasi automaticamente. Ecco, ci sono 3 cose sulle quali vorrei farvi riflettere. La prima, vedete, diceva un grande teologo che io ho avuto la fortuna di incontrare qualche volta, Leonardo Boff, tuttora vivente, dell'America Latina, che diceva che tutti vogliono crescere nel mondo. Ogni bambino vuole essere uomo, ogni uomo vuole essere re, ogni re vuole essere Dio, e solo Dio vuole essere bambino. Pensate, straordinario questa intuizione di Boff. È il Dio nella piccolezza. E questa è la forza dirompente del Natale. L'uomo vuole salire, comandare, prendere. E pensate cosa non succede al mondo, cosa non succedono dentro le relazioni, dentro anche le micro realtà, quelli dove si vuole ottenere il dominio, il predominio. E allora trovarsi di fronte a un Dio invece che vuole scendere, che vuole servire, che vuole dare, un po' si scombinano le nostre categorie e nasce un nuovo ordinamento delle cose, e nasce un nuovo ordinamento del cuore. Anche per i ragazzi, per i più giovani che sono qui, provate a pensarci. Tante volte noi siamo delusi, amareggiati, e qualche volta il nostro volto è rattristato perché magari non veniamo apprezzati, perché non riusciamo a ottenere quello che vorremmo ottenere, e perché magari non otteniamo quella visibilità che vorremmo avere. Ricordatevi e ricordiamoci tutti che forse l'importante, per esempio, è non avere paura, vivere nel coraggio, perché Dio è dalla nostra parte, perché il nostro Dio
quello che ha scelto i contorni del volto di un bambino e che ha scelto i contorni dei volti di tutti i bambini del mondo, non è un Dio che fa paura. E se ci raccontano che questo Dio è un Dio che fa paura, ci raccontano una bugia. Quello che viene a bussare alla nostra casa non è un Dio che fa paura, ma è un Dio che si disarma in un neonato. E diceva un altro scrittore, Benedetto Calati, Dio è un bacio caduto sulla terra a Natale. Straordinario. Dio è un bacio caduto sulla terra a Natale. E noi siamo chiamati allora a diffondere questa logica. Ci sarebbero tante cose da dire, mi fermo qui, aggiungo un'altra frase, secondo me, e un'altra riflessione in questa prima grande riflessione, semplice. E guardate, noi che qualche volta uomini forti, di tempra, no? Ci vergogniamo a piangere. E io credo proprio che Dio si è fatto uomo per imparare a piangere, per imparare a navigare proprio con noi dentro tante volte il fiume della nostra vita, che è un fiume carico di lacrime. E allora Gesù è il pianto di Dio fatto carne, è bellissimo anche questo, ed è quel Dio che, se sa condividere le nostre fatiche, le nostre lacrime, è quello anche che ci prende per mano quando nessuno ha il coraggio di prenderci per mano, e quando il peso della vita si fa difficile, no? Il passo è lento, lui ci prende per mano, si siede accanto, ci aspetta, attraverso 1000 modi, attraverso 1000 volti, attraverso 1000 parole, 1000 testimonianze. E allora bisogna sapersi giocare in questo senso, anche i più giovani, giochiamoci su questi valori, lasciamo perdere certe fughe esasperate alla ricerca di paradisi ormai perduti e giochiamoci invece attraverso la storia degli uomini, attraverso i segni che tante volte noi dobbiamo porre di fronte agli altri per dimostrare non che siamo forti, ma che siamo in grado di donare, che siamo in grado di portare solidarietà, che siamo in grado di giocarci perché anche gli altri possano giocare. E allora, ecco, seconda riflessione, lasciatemi dire le cose un po' che, e anche qui riprendo un testo e rielaboro un testo che ho trovato in una comunità di base, e sono gli auguri forse che a partire da questo mi sento di raccontare a voi, perché vedete, io non credo più ormai al diritto del più forte, al linguaggio delle armi, alla potenza dei potenti, no, non ci credo più. Voglio credere al diritto dell'uomo, alla mano aperta, alla potenza dei non violenti. E credo ancora meno alla razza o alla ricchezza, mi fanno paura. E anche mi fanno un po' pena quelli che parlano di razza, di ricchezza, di privilegi, di ordine stabilito. E voglio credere, mi sforzo di credere che tutte le persone, donne e uomini, sono persone, indipendentemente da scelte poi individuali e personali, di fronte alle quali mi fermo sempre in punta di piedi, senza
giudicare, chi sono io per poter giudicare, ci ricorda il Papa, e ha fatto tendenza, no? E che tante volte, vedete, l'ordine della forza e dell'ingiustizia è un disordine, E guardate, e tante volte anch'io sono tentato di dire, ma chi me lo fa fare, no? Quante volte siamo tentati tutti. Però credo che non possiamo disinteressarci anche di ciò che ci accade lontano. E guardate che se il faro facesse luce ai suoi piedi, non darebbe orientamento a nessuno. Bisogna credere che il mondo intero è la nostra casa, è il campo nel quale seminiamo, e che tutti, sapete, tutti mietono ciò che tutti hanno seminato. Che bello quello che diceva Madre Teresa di Calcutta, no? Semina, continua a seminare, qualcuno raccoglierà. E poi, ecco, non si può combattere, no, l'oppressione lontano se noi tolleriamo l'ingiustizia qui. Dobbiamo credere che il diritto è uno, tanto qui che altrove, e che io e ognuno di noi non è libero finché una donna o un uomo sono ancora schiavi. E poi, guardate, dobbiamo finirla di credere che la guerra e la fame siano inevitabili e che la pace sia irraggiungibile. E invece io voglio credere, e vi prego di credere che l'azione semplice, che l'amore a mani nude porta la pace sulla terra. Ogni azione semplice, abbracciare un bambino che è in difficoltà, fare strada con lui, aiutare chi è stanco e affaticato, chi non ha più speranza. Speranza deriva da piede, da pes, vuol dire camminare insieme, e la pace germoglierà sulla terra. E poi, ecco, proviamo a pensare in questa notte che i nostri sogni non resteranno sogni e che la morte non sarà la fine, no, anche se ci fa un po' paura, no? Dobbiamo credere invece che sempre e nonostante tutto l'umanità può essere nuova. E allora in questa notte osiamo credere al sogno di Dio stesso, un cielo nuovo, una terra nuova, dove abiterà la giustizia. Che bello poter sperare tutto questo. Ce lo auguriamo, lo auguro a me stesso, a tutti noi. E che Dio ci accompagni in questo cammino così difficile tante volte. E concludo, guardate, un amico mi ha mandato una riflessione, pensate, di Jean-Paul Sartre, un filosofo che peraltro non era
carico di grandi, di slanci, di speranza, però ha scritto una breve riflessione che io faccio mia nel 1940 in prigione durante la Seconda Guerra Mondiale, ed è un breve brano poetico ed è dedicato a Maria, bellissimo. E in questa notte mi pare dolcissimo ricordare questo brano, un pezzetto di questo brano. Lui diceva: la Vergine guarda il bambino. Ciò che bisognerebbe dipingere sul suo volto è uno stupore ansioso che è comparso una volta soltanto sul viso umano. Pensate. Perché il Cristo è suo figlio, carne della sua carne e sangue delle sue viscere. L'ha portato in grembo per 9 mesi. Gli offrirà il seno e il suo latte diventerà il sangue di Dio. Pensate che straordinario. Lo stringe fra le braccia e dice: bambino mio. Qualche volta rimane un po' interdetta, perché in quel bambino mio lì c'è Dio, e viene presa quasi da un religioso torpore per quel Dio muto, per quel bambino che incute timore. Ecco Maria che dice: questo Dio è mio figlio, è fatto di me, ha i miei occhi, la forma della sua bocca è la mia, mi assomiglia, è Dio e mi assomiglia. Nessuna donna ha mai potuto avere in questo modo il suo Dio per sé sola, un Dio bambino che si può prendere fra le braccia e coprire di baci, un Dio caldo che sorride e respira, un Dio che si può toccare e ride. Bellissimo. E io credo che tutte le mamme che prendono in mano un bambino, prendono in mano Dio. Tutte le volte che noi abbracciamo un bambino, facciamo venire in mente queste parole. Guardate, e poi Sartre conclude dicendo: se fossi un pittore dipingerei Maria in questi momenti. Ecco, anch'io se fossi un pittore dipingerei Maria in questi momenti. Il massimo dell'umanità, il massimo di un Dio fatto uomo. Ci alziamo in piedi. Ecco, e ora come credo e come preghiera facciamo questo dono importante, presentiamo mentre presenteremo le immagini che ci sono dei bambini, sono straordinarie queste immagini, guardatele, meditatele, e verrà letto un brano di Henry De Luca, tratto dall'opera Sull'acqua, molto bello, sui bambini. E allora, ecco, cominciamo questa diamo seguito alla nostra riflessione, ecco, e prendiamo poi il nostro altare sarà
salite sul... Nascerà in una stiva tra viaggiatori clandestini. Lo scalderà il vapore della sala macchine. Lo cullerà il rollio del mare di traverso. Mostratelo anche di qua prima, perché sono volti straordinari che meritano 1000 riflessioni. Guardate questa. Sua madre, imbarcata per tentare uno scampo o una fortuna. Suo padre, l'angelo di un'ora. Molte paternità bastano a questo. In terraferma l'avrebbero deposto nel cassonetto di nettezza urbana. Staccheranno coi denti la corda d'ombelico, lo getteranno al mare, alla misericordia. Possiamo dargli solo i mesi di grembo, dicono le madri. Lo possiamo aspettare, abbracciare no. Nascere è solo un fiato d'aria guasta. Non c'è mondo per lui. Girate Paolo. Niente della sua vita è una parabola. Nessun martello di falegname gli batterà le ore dell'infanzia, poi i chiodi nella carne. Io non mi chiamo Maria, ma questi figli miei, che non hanno portato manco un vestito e un nome, i marinai li chiamano Gesù, perché nascono in viaggio, senza arrivo. Nasce nelle stive dei clandestini. Resta meno di un'ora di dicembre. Dura di più il percorso dei magi e dei contrabbandieri. Nasce in mezzo a una strage di bambini. Nasce per tradizione, per necessità, con la stessa pazienza anniversaria. Però non sopravvive più, non vuole, perché vivere ha già vissuto e dire ha detto.
non può togliere o aggiungere una spina ai rovi delle tempie. Sta con quelli che vivono il tempo di nascere, va con quelli che durano un'ora. È un offertorio pesante questo, che vogliamo portare con noi per fare la nostra parte. E preghiamo con il canto. Ci alziamo in piedi e continuiamo il nostro canto di lode a Dio per questo grande dono e mistero, e lo facciamo cantando insieme il Santo. Santo, 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 santo è il Signore, Dio dell'universo, Dio dell'universo. Santo, 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 santo è il Signore, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
che sei santo, che sei fonte di santità. Benedici questo pane e questo vino perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, che è nostro Signore e Fratello. E Gesù Cristo, prima di essere ucciso in croce, mentre stava con i suoi discepoli, prese il pane e rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. E poi prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai discepoli dicendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. La tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. E in questa notte santa noi stiamo celebrando il mistero della morte e risurrezione del tuo Figlio, Padre. E grazie perché ci hai convocati a celebrarti nell'Eucaristia. Ti preghiamo per la Chiesa che ci è madre nella fede, che perché sappia essere fedele alla tua parola, parola di giustizia, parola di verità, parola d'amore. Dà coraggio e forza al nostro Papa, aiuta tutti i nostri vescovi ad essere pastori con il coraggio e la forza di camminare sulle strade di questo mondo, portando speranza, vivendo misericordia. Aiuta tutti noi a crescere con forza nella carità. Ti ricordiamo anche tutti i nostri fratelli defunti e li ricordiamo e ricordiamo le loro storie e che hanno segnato la nostra vita e che non possiamo dimenticare. E grazie perché hanno contribuito a far crescere queste nostre terre, questa nostra comunità. E noi ci impegniamo a vivere la misericordia, seguendo l'esempio di Maria, che ci hai donato come mamma, seguendo l'esempio degli apostoli, dei santi, di tutti coloro che con coraggio hanno testimoniato il tuo amore e la tua giustizia. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Insieme, per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E insieme diciamo con forza a Dio, Padre nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, tante volte siamo rassegnati tutti. Pensate anche i bambini qualche volta sono un po' rassegnati. Tanto, no? Anche i bambini qualche volta. E siamo un po' tutti rassegnati perché pensiamo che le cose non possono cambiare. Sapete, e invece questa sera almeno, no? Diciamoci dentro di noi, sì che può cambiare, perché posso cambiare io. E se cambio io, e se cambia lui, e se cambia l'altro, le cose un po' cambiano. Sì che la pace è possibile,
perché altrimenti siamo già rassegnati alla prepotenza dei potenti, no? E allora noi invece crediamo, dico non si può farlo, no? Ma sarebbe bello idealmente sgonfiare le gomme ai carri armati. Basta una spina, no? Piccola. È un sogno, ma noi possiamo farlo. Possiamo disinnescare le armi. Possiamo disarmare i nostri pensieri, le nostre parole e il nostro cuore. Ecco la pace possibile. E allora cantiamo la pace e scambiamoci un grande segno di pace. Io la pace perché ci credo, ti do la pace perché la vivo, ti do la pace perché la voglio, per te e per tutte le donne e tutti gli uomini del mondo, ti do la pace perché ci credo, ti do la pace perché ci credo, ti do la pace perché la vivo, ti do la pace perché la voglio, per te e per tutte le donne e tutti gli uomini del mondo, ti do la pace perché io spero che la pace possa abitare sempre nel creato e in tutte le creature, ti do la pace perché ci credo, ti do la pace perché ci credo, ti do la pace, la voglio anche per te. Beati noi che siamo invitati a questa mensa, che è la mensa del Padre e che ci impegna a vivere da fratelli. Ecco Gesù Cristo, che si fa carico delle fatiche, delle speranze e di tutti i peccati del mondo. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola.
vi invito, uscendo, a dare uno sguardo ai volti dei bambini che sono un po' stati il motivo che ha accompagnato tutta la nostra liturgia, perché possiamo portare con noi gli occhi di questi bambini e che raccontano più di tante parole. Ecco, e così vi invito a leggere quello che sta sotto il presepio, quello simbolico, perché dà senso a quello che poi è stato, abbiamo tentato con i ragazzi che hanno elaborato il presepio, abbiamo tentato di lanciare il messaggio che abbiamo tentato di lanciare con il presepio. E su tutti noi in questa notte discenda e ci accompagni sempre la benedizione di Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Ecco, questa messa, in modo particolare questa messa, continua nella vita e vogliamo vivere la nostra vita con speranza e con gioia, e di tutto insieme rendiamo grazie a Dio. Ecco, in modo particolare salutiamo anche magari i nostri ammalati, le persone che sono in casa, che magari domani potranno vedere qualche pezzo di questa Santa Messa, e vogliamo soprattutto, ecco, ricordarli con il canto conclusivo di questa nostra liturgia. Dopo l'Eucaristia ci facciamo gli auguri fuori nel piazzale. Per quelli che sono stati in piedi ci sarà il doppio del panettone e il doppio anche del vin brûlé. David, ti ho già visto che hai, e quindi
E a me piace tanto, lo ricordo ogni anno, no? Sapete perché si chiama panettone? Sapete perché si chiama panettone? Allora perché è un grande pane, no? Panettone. E questa è una linea di pensiero, una corrente di pensiero. Ma c'è una seconda corrente di pensiero che ho scoperto, che non sapevo, che c'era, e mi piace di più forse questa, perché è più vicina alla mia sensibilità, che c'era una ragazza che doveva sposarsi, suo papà era un panettiere, povero però, e allora ha pensato di fare il pane lui, no? Il pane lui per la figlia. E siccome questo panettiere si chiamava Tony, non state a ridere che è vera, è diventato Pan de Tony e quindi panettone. Capite? È vera, Viene da Milano ed è stata, e a me piace, anche se devo essere sincero, no? Perché, no? E quindi quando andiamo fuori mangiamo il pan de Toni, panettoni, va bene? Ricordiamo questo racconto semplice ma bello e vi auguro buon Natale sul serio, che sia felice, gioioso, anche paitosi, che qualche volta vedo sempre col muso duro e baretta fracà, no? Invece bisogna prendere la vita con un po' di serenità e vedrete che con un po' di gioia magari le cose possono andare anche meglio.